Miteni, un'azienda che è diventata un caso, una storia che è diventata un'odissea, non certo a lieto fine. Dopo le vicissitudini dell'emergenza FAS, l'industria di Trissino, con un colpo di scena che somiglia a un fulmine a ciel sereno, ha chiesto il fallimento. L'azienda ha chiesto il fallimento a forza di debiti rilevanti. È evidente che sta al giudice, al tribunale, fare le scelte a questo punto di vista. Per noi è una sconfitta, perché in questa situazione la Miteni doveva continuare ad assumersi la responsabilità di dare lavoro e di bonificare il territorio per tutti i cittadini, per tutte le aziende, per tutta la società che insiste e che vive da lì in giù, tra l'altro. È una sconfitta il fatto che un'impresa vada via. Una sconfitta per tutti, per l'azienda, per i sindacati, per i lavoratori, per le istituzioni. La Miteni ha inviato al prefetto anche un cronoprogramma che si sviluppa in 9 settimane con l'obiettivo, secondo l'azienda, di garantire la massima sicurezza esaurendo le riserve di sostanze presenti nello stabilimento. Questo programma punta anche a rendere disponibile la liquidità necessaria per il pagamento degli stipendi dei dipendenti per novembre e per dicembre. Se mancasse però la collaborazione dei lavoratori, l'azienda fa sapere che sarebbe costretta a mettere in sicurezza gli impianti smaltendo in modo oneroso tutte le sostanze presenti nello stabilimento, ma in tal caso mancherebbero i ricavi necessari per pagare gli stipendi dei prossimi mesi. Ipotesi che oggi, nel tardo pomeriggio, sono state discusse anche a Venezia, in regione, nel vertice tra i sindacati e l'assessore veneto al lavoro. E proprio Elena Donazzan stasera chiede ai lavoratori di sospendere lo sciopero e di attivarsi per il bene del territorio, collaborando alla messa in sicurezza degli impianti. Con il sindacato io voglio trovare un accordo per mettere in sicurezza l'azienda, perché è la priorità. Ci sono interessi superiori, sono quelli dei cittadini, sono quelli di quel territorio, e noi dobbiamo fare in modo che quegli impianti, ancorché non sapremo che cosa accadrà di Miteni e quindi se ci saranno nuovi acquirenti, che cosa accadrà delle bonifiche, ma certamente in questo momento la priorità è mettere in sicurezza gli impianti. Il problema adesso sostanziale è proprio quello, la sicurezza degli impianti, la sicurezza dei lavoratori, ma dobbiamo anche cominciare a guardare un po' al futuro di queste persone che comunque ai noi saranno comunque coinvolte in questa brutta vicenda. Per noi la priorità oggi è quella di mettere in sicurezza l'azienda, gli impianti, di effettuare la produzione che consenta di recuperare risorse per poi pagare le persone, ma sempre in una condizione di sicurezza per le persone che ci lavorano e per le persone che stanno fuori.